Eder McPallister. Pubblico di Eder McPallister a Pertegada di Latisana, la cronaca non lascia spazio a interpretazioni romanzate. Qui il quadro è quello di un femminicidio seguito dal suicidio dell'autore, consumato dentro casa, nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro e che invece in certe storie diventa il più definitivo. Secondo la ricostruzione fin qui emersa, nella mattinata di giovedì 22 gennaio 2026 in un'abitazione di Via delle Casette, una villetta poi posta sotto sequestro, Luigi Gigi Codotto, 80 anni, avrebbe ucciso la moglie Luigia Rossi, 78, e subito dopo si sarebbe tolto la vita. Gli inquirenti parlano di un'aggressione portata con un'accetta e di un suicidio avvenuto con un coltello. Il contesto è quello domestico, senza un teatro pubblico, senza una scena esterna, senza testimoni che vedono. E proprio per questo l'indagine, in casi così, si gioca tutta sui dettagli materiali. Posizioni dei corpi, tracce, orari compatibili, rilievi, riscontri medico-legali. L'allarme, sempre secondo quanto riportato nelle prime ore, sarebbe scattato quando una parente, non riuscendo a contattare la donna al telefono, si è insospettita e si è recata all'abitazione. È un passaggio che ricorre spesso nelle tragedie familiari. Prima il silenzio che non torna, poi la visita per controllare, poi la scoperta che cambia tutto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c'era più nulla da fare. Da lì in avanti il campo passa alle forze dell'ordine e alla procura. In questo caso i carabinieri, coordinati dalla procura di Udine con il supporto del medico legale per i primi accertamenti. La scena descritta, in sintesi, colloca la donna in camera da letto, sorpresa nel sonno, colpita ripetutamente al volto e alla testa. L'uomo sarebbe stato trovato in un altro ambiente della casa, nel soggiorno, dove si sarebbe inferto le ferite mortali con un coltello. Nell'abitazione sarebbero state rinvenute anche le armi utilizzate, elemento che inquadra l'evento in una dinamica già molto avanzata sul piano ricostruttivo, almeno per quanto riguarda il come. Resta invece aperta, ed è la parte più complessa, la domanda sul perché. Dentro questa storia c'è poi un dettaglio che colpisce anche gli investigatori: il biglietto d'addio. Sul tavolo della cucina sarebbe stato lasciato un foglietto con poche righe e una frase che, da sola, racconta un mondo di distorsioni e giustificazioni. L'ho fatto per amore, non aprite l'acqua, addio figli. L'elemento non aprite l'acqua ha attivato verifiche immediate, perché in un contesto domestico può alludere a gas, impianti, perdite, rischi ulteriori per chi entra dopo. I vigili del fuoco avrebbero effettuato un sopralluogo sull'impianto idrico e sul riscaldamento a gas, senza riscontrare anomalie. In pratica, nessun pericolo ulteriore, nessun secondo scenario nascosto dietro quel messaggio. Resta quindi la lettera come traccia psicologica, non come indizio tecnico su un rischio ambientale. Sul piano investigativo, adesso la linea è quella classica per eventi di questo tipo. Rilievi completati all'interno della casa, sequestro dell'abitazione, approfondimenti medico-legali e valutazioni su eventuali segnali pregressi che possano spiegare il gesto. In questi casi si cercano sempre elementi nelle settimane e nei mesi precedenti. Eventuali fragilità, conflitti, isolamento, problemi economici o di salute, oppure una sofferenza non verbalizzata che si trasforma in decisione irreparabile. Ma allo stato, le ricostruzioni disponibili indicano che i motivi non sono ancora chiariti in modo ufficiale. E qui va fatta una precisazione importante. Il biglietto parla di amore, ma questa parola in un femminicidio non spiega niente e non giustifica niente. È semmai un segnale della narrazione mentale di chi compie l'atto, una razionalizzazione, un tentativo di dare una cornice accettabile a qualcosa che non lo è. Gli accertamenti successivi, a partire dall'esame autoptico, serviranno a fissare con precisione tempi e modalità e a consolidare ogni passaggio della dinamica. È un passaggio tecnico fondamentale, perché anche quando l'impianto appare chiaro, la giustizia lavora su certezze documentate, non su impressioni. La procedura, in sostanza, è quella che trasforma una ricostruzione giornalistica in una ricostruzione giudiziaria. Intanto la comunità locale si ritrova con la domanda più amara: com'è possibile che una coppia arrivi a questo punto senza che nulla dall'esterno sembri fermare la caduta? Ed è proprio qui che casi come quello di Latisana diventano, oltre la cronaca, un tema sociale. Perché il femminicidio non è un fulmine neutro, è un atto di dominio e annientamento che esplode spesso dopo segnali piccoli, sommersi, normalizzati.
Nel caso specifico si parla di un uomo anziano e di una donna anziana, e questo può indurre qualcuno a liquidare tutto come tragedia della disperazione. Ma la sostanza resta identica. Una donna è stata uccisa in casa nel sonno e la sua voce non può più raccontare nulla. Se arriveranno ulteriori aggiornamenti su eventuali motivazioni, precedenti segnalazioni, contesto familiare o esiti degli accertamenti medico-legali, sarà lì che si capirà se questo gesto è maturato in un isolamento totale o se, al contrario, c'erano crepe visibili che nessuno ha letto in tempo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.